Ricordiamo che nella pescheria qui dei Saloni, oltre a avere prodotti freschissimi sia locali, nazionali ma anche esteri, è possibile, per quanto riguarda la ristorazione, ordinare i prodotti direttamente qui all'ufficio al numero sotto impressione, e i prodotti vi verranno recapitati direttamente a domicilio tramite un servizio dedicato ad hoc. Tentato furto ieri nel secondo pomeriggio in un appartamento di via Canopo a Sottomarina, una laterale di via Cristoforo Colombo. Ignoti hanno cercato di penetrare nell'abitazione privata manomettendo la serratura, ma il colpo non deve essere andato a buon fine. Al loro rientro, attorno alle ore 20, i legittimi proprietari hanno avuto qualche difficoltà a introdursi nel loro appartamento a causa della serratura scassinata, ma al fine sono riusciti a sbloccarla prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nei blog di Chioggia Azzurra. La pazienza dei residenti di San Felice ha raggiunto il colmo per quanto riguarda il parcheggio comunale in zona Momolo, a loro nominalmente riservato. Negli ultimi giorni molte sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Dapprima la segnalazione di soste in terza fila, un solo automobilista e poi altri per emulazione, che hanno fatto trasecolare chi parcheggia regolarmente e si trovava impedito a uscire. Come dovrei muovermi volando? È l'icastico pensiero della titolare di un posto auto, obbligata a chiedere passaggi per circolare. Ma non solo. Ieri l'ennesima discussione in plein air, anche un'ora e mezza per cercare qualcuno che andasse via e lasciare agli aventi diritto la possibilità di parcheggiare le proprie auto. Questo perché d'estate anche i turisti di giornata o coloro che prendono in locazione appartamenti nella zona dei Murazzi hanno la bella pensata di usufruire di uno spazio riservato agli stanziali. La polizia locale è stata contattata almeno un paio di volte, ma non sempre ha a disposizione pattuglie per perlustrare l'area e prendere provvedimenti. E c'è chi mette addirittura una bicicletta come segnaposto per favorire la sosta di altri turisti, a scapito di coloro che abitano la parte vecchia di Sottomarina e che non hanno altro luogo ove lasciare le vetture al riparo. Da molto tempo si parla del rilancio di Riva Vena, il canale più fotografato e più vicino agli standard veneziani, coi suoi negozi, le bancarelle, le osterie e la vita brulicante. Iniziative sono state fatte e altre seguiranno, sia ad opera di associazioni che di esercizi. Ma basta volgere lo sguardo appena più in là rispetto alla zona più centrale per accorgersi come il degrado non conosca limiti. Botteghe che chiudono, stabili che rimangono da affittare anche per anni, e qualcuno che per dispetto abbatte vetrate, penetra negli immobili abbandonati, fa i suoi comodi e lascia tutto all'ammirazione, si fa per dire, dei passanti. Succede in questo spazio tra Calle Furlanetto e Calle Seminario, sotto un edificio già transennato di suo. In aggiunta, i cocci per terra rischiano di essere pericolosi per i bambini e per chiunque si avvicinasse o dovesse malauguratamente inciampare, oltre a costituire corpi contundenti nel caso non infrequente di risse. Anche in questo caso, prima di pretendere la giusta attenzione delle istituzioni, è necessario rispettare la città e chi la vive, quale premessa al rilancio di un luogo che è caro a tutti coloro amano Chioggia. Da quando sono entrate in servizio, le nuove corriere di Arriva Veneto per la linea 80 fanno discutere. Orari, coincidenze, pochi posti a sedere nella parte inferiore di quelle a 2 piani, avarie, utenti lasciati a piedi. Ma in una cosa paiono essere davvero le eredi dei mezzi ACTV andati in pensione, l'incuria da parte di chi le utilizza. In 2 settimane, una parte di chi usufruisce del servizio ha già provveduto a trasferire le vecchie abitudini, lasciando cartacce, residui alimentari e quant'altro sui sedili e sul pavimento, come testimoniato dai viaggiatori delle corse successive. Pubblico o privato poco cambia quindi per la maleducazione di certi pendolari, giovani e meno giovani. Magari non servirà un tavolo tecnico in prefettura per risolvere anche questo problema, perché pare piuttosto duro a morire.
Il 27 settembre prossimo scadrà la proroga concessa alla società Chioggia Ortomercato del Veneto per la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo. Già lo scorso settembre il Comune ha dovuto alienare la propria partecipazione a seguito della riforma Madia, mentre a fine anno era scaduto il contratto tra la SST e Chioggia Ortomercato. Ora è iniziata la procedura per il nuovo affidamento, che passa dalla stazione unica appaltante della città metropolitana ed è tesa a individuare un soggetto esterno che assicuri il miglior servizio secondo una relazione, un piano economico-finanziario e un capitolato speciale approntati dal Comune stesso. Il criterio di affidamento sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso una gara aperta con pubblicazione del bando. Si è svolto ieri sera in Piazza Italia Sottomarina l'8º trofeo di pugilato organizzato dalla Box Cavarzere. Notevole la cornice di pubblico, circa 500 spettatori per i 12 incontri, di cui uno fra i professionisti Roncon e Yao. Hanno partecipato anche gli atleti della Mastini Chioggia, con Andrea Valenti che è stato premiato miglior pugile a fine manifestazione. Hanno ottenuto riconoscimenti anche gli istruttori Fontolan, Penzo e Denis Boscolo. I mastini ora riprendono gli allenamenti, come ogni giovedì nel tardo pomeriggio, alla palestra dei padri Cavanis. Prima ripresa. Amici di Network Azzurra, buongiorno e buona domenica a tutti. Dunque un'altra giornata all'insegna tutto sommato del tempo abbastanza stabile, caldo moderato ma non troppo e temperature tutto sommato nella norma. Questo perché? Perché l'anticiclone delle Azzorre si è defilato a nord lasciando quindi una modesta circolazione ciclonica che non favorisce il perfetto riequilibrio della stabilità. E questo effetto ce l'avremo almeno per i prossimi 2-3 giorni anche della prossima settimana. Questo non vuol dire che pioverà, non vuol dire che sarà nuvoloso, l'unica cosa certa è che ci sarà della variabilità, potremo avere qualche sprazzo anche nuvoloso durante la giornata, ma nel suo insieme sarà comunque una buona giornata estiva. Quindi tutto tranquillo anche sul fronte della spiaggia, possiamo godersela abbastanza bene, in attesa poi di un miglioramento del tempo tra martedì e mercoledì, quando poi un cuneo anticiclonico un pochino più corposo si farà strada e porterà avanti l'estate italiana. Quindi una giornata tutto sommato tranquilla, vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti!